Al San Bassiano, dopo la visita degli ispettori, è arrivato anche il certificato di qualità per il percorso dei pazienti colpiti dal tumore alla prostata, 3.000 nuovi casi all'anno in Veneto. Un percorso dal momento della prima visita alla conclusione delle cure che ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001, una delle prime nel suo genere per una struttura sanitaria pubblica. Il messaggio è chiaro: l'ULSS 7 si mette in discussione, si fa valutare da esperti esterni e garantisce al paziente di essere seguito da un team di medici e sanitari nel percorso di cura, diagnosi e trattamento, il cosiddetto PDTA. La certificazione non è altro che un modo per essere valutati nel nostro operato quotidiano e quindi dire sì, questa ULSS lavora con dei riferimenti standard. Una certificazione che coinvolge più specialisti, vari reparti e almeno 3 ospedali, Bassano, Sant'Orso e Vicenza. Tutto però con un unico coordinamento, ovvero il direttore di urologia, che da anni crede in questo progetto. La sfida ora è mantenere la qualità innovandosi. Il PDTA è già in atto da alcuni anni, abbiamo con la certificazione posto un atteggiamento di dire verifichiamo che ci sia coerenza con quello che è il riferimento standard e soprattutto facciamo sì che in futuro ci sia la possibilità di valutare anno dopo anno se manterremo questa qualità. Quindi in un certo senso è una valorizzazione ma anche una sfida a rimanere sempre coerenti con la qualità. Con il certificato di qualità si valorizza il percorso attuale, ma si lancia anche la sfida per rimanere ad alto livello. Di tumore alla prostata vengono trattati 200 pazienti all'anno a San Bassiano, il 40% proviene da altre ULSS, una malattia che ha vari tipi di trattamento, dall'intervento chirurgico alla radioterapia, alla chemioterapia. Ecco allora che entrano in gioco tanti specialisti con un obiettivo unico: la guarigione del paziente e la sua qualità della vita.